Granadilla. La bocca che ciaccia, ti viene voglia di darle un bacio, però il coraggio chi te lo dà? Quel sorriso che ciaccia, e con quegli occhi che ciaccia, quando la guardi Frutto della passione, passion ma fruit. sai che un bacio ti guarirà. Se muove i fianchi in modo molto strano, è certamente colpa del ciaccia. Ma se soltanto sfiora la tua mano, La guayaba. Quelle gambe che ciaccia, con quella bocca che ciaccia, ti fa morire dal desiderio, però quel bacio non te lo dà. Quelle gambe che ciaccia, Benvenuti a questo appuntamento di Carousel Next. Oggi parliamo di Bruno Martino, pianista, compositore, cantante, artista della dolce vita, soprattutto in Italia conosciuto dagli anni 60 in poi, ma che già negli anni 50 era molto conosciuto nel nord Europa, in Svezia, Danimarca, Norvegia, dove suonava un mix di jazz, musica napoletana e musica latina, in particolare il calypso e il cha-cha-cha. Bruno Martino, hoy vamos a hablar de este músico italiano, pianista, compositor, que muchos conocerán por la canción Estate, un clásico. Pero en los años 50, Bruno Martino estaba más en el norte de Europa que en Italia, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, donde era muy conocido por su mezcla de jazz, canciones de Renato Carosone, música napolitana y sus composiciones en el cha-cha-cha, en el calypso. Ladies and gentlemen, Bruno Martino, the man, the musician, the piano player, the singer who wrote Estate. Maybe some of you know the version from Chet Baker, Joao Gilberto. But this little Italian piano player was very known during the 50s in Northern Europe, much more than Italy. And he was known for his concert that mixed jazz, the Napolitanian tradition. He was recording Renato Carosone songs and his own compositions in Latin music. Ascoltiamo un'intervista che gli ha fatto Sandro Ciotti, che era un musicista e anche un giornalista musicale. Il loro consenso per questo nostro modesto angolo musicale. Da oggi in poi il Telescopio ospiterà di volta in volta le più popolari orchestre italiane, insieme però anche a complessi bravi, ma non ancora all'apice della celebrità, perché il Telescopio tiene ad assolvere anche una posizione, diremo così, informativa, che è una delle più precise caratteristiche. I primi crediti ospiti sono Bruno Martino e il suo quintetto, un complesso che pur avendo un'ottima recensione internazionale non è ancora notissimo in Italia, avendo sinora agito prevalentemente all'estero. Recentemente però è rientrato in patria, strutturato da un locale romano, ed è appunto in questo locale che abbiamo portato il nostro microfono per intervistare. Facciamo una piccola parentesi. La musica latin, la musica il calypso, il cha-cha-cha, non viene semplicemente dalle isole caraibiche del Centro America, è una conseguenza dell'immigrazione africana in America che ha trasportato questi ritmi che inizialmente erano africani. Il calypso, di cui adesso ascolteremo una versione di Bruno Martino, è nato in Nigeria, è un tipo di ritmo africano. In Nigeria, di fatto, alla fine degli anni 50 si suonava un genere che si chiama high life, molto bello e molto simile al suono di Bruno Martino. Una pequeña puntualización. El cha-cha-cha, el calipso que vamos a escuchar tiene sus raíces en África. Es una música son los ritmos que venían de Nigeria, de Congo inicialmente, luego de Nigeria, que se habían transformado en un género musical en los años 50 en Nigeria muy, muy bueno que se llama high life.
we're going to listen some calypso and some cha-cha-cha. We not forget that this music, these rhythms, they were coming from Africa, from Nigeria especially, where this genre was called high life. E allora coraggio con il giacasson, ossia con il calypso dell'asino. You know what you will say, don't find me donkey, don't dare. You know what you will say, don't find me donkey, don't dare. Take out the dump and pray, let him pray, let him pray. Take out the dump and pray, let him pray, let him pray. Once again now, take out the dump and pray, let him pray, let him pray. Take out the dump and pray, let him pray, let him pray. Why don't you just let him up? Bolero, just let him up. Don't let him up. Bolero, just let him up. Yeah. Si danno arrivederci la tumba, Bruno Brighetti, il piano, Bruno Martino, il contrabbasso, Luciano Ventura, la chitarra, Carlo Pezzi e la batteria, Oriano. E qui bisogna farsi una piccola domanda retorica. Si divertiva di più Mastroianni a inseguire Anita Ekberg nella piscina, stavo dicendo, nella nella fontana di Trevi, o si divertivano di più un gruppo di ragazzi di 25-30 anni, musicisti che andavano mesi e mesi a suonare in Nord Europa per il público svedese? A voi l'ardua sentenza. Y vamos a escuchar, para cerrar, otro calipso en el cual Bruno Martino mezcla el italiano y el español, en el cual se escucha muy bien este sound que os estaba comentando, este sound africano, caribeño y europeo. And last but not least, we're going to listen to this calypso that mixes the Italian and the Spanish language, and that has a peculiarly African sound. And I'm going to leave you with a rhetoric question. Was it sweeter, the dolce vita that the Italians were living in Rome during the 50s, waiting for the Swedish tourists to come and visit Italy, or the life of this band, of Bruno Martino's band, that was leaving Italy for a few months to go and play in Sweden, Norway, Denmark, and they were very well known up there? I'm going to leave to you the difficult answer. L'altra noche riva al mar, Señor, le deste un beso. Ieri noche riva al mar,
faccia in riva al mare. Ancora un altro beso. E qua, sospirando, guancia, che di luna la teneste un bel po'. Ora ti domando, dunque la sposate oppure no? Ogni bacio in riva al mare. Señor, El juramento no se puede arriba al mar, no se puede no scherzare con l'amor, no señor. y os dejo con una pregunta retórica. ¿Se la pasaban mejor durante la Dolce Vita? Los romanos esperando que las turistas suecas llegaran en Roma, como Marcello Mastroianni, que la iba persiguiendo hasta en la Fontana de Trevi, o se la pasaban mejor un grupo de músicos italianos que iba unos cuantos meses de gira en el norte de Europa a llevar la música italiana y la música internacional. A ustedes la difícil respuesta.